La difesa punta sulla disparità di trattamento. Tabennani è in carcere dal giorno dell'arresto accusato dell'omicidio di Lorenzo Cristea, accoltellato a morte durante una violenta rissa fuori dalla discoteca Baita al Lago il 4 maggio del 2025. Dello stesso reato deve rispondere l'amico Badr Rouaji, che però ha già ottenuto gli arresti domiciliari. Evidentemente Rouaji Badr, che ha già ottenuto la degradazione della misura, la sostituzione, è perfettamente comparabile, si trova nelle stesse condizioni, soggetto incensurato, privo di segnalazioni, molto giovane, da parecchio tempo all'interno del carcere e con assoluta disponibilità da parte dei parenti di ospitarlo presso la loro abitazione. Gli avvocati Fabio Targa e Paola Miotti, difensori di Bennani, hanno presentato appello al Tribunale del riesame di Venezia perché venga annullata l'ordinanza della Corte d'Assise di Treviso che il 20 aprile aveva negato al 22enne gli arresti domiciliari. In particolare il fatto che a chiedere il coltello in quella mattinata fosse stato con dei messaggi telefonici il Rouaji piuttosto che il Bennani. Il difensore di Rouaji, l'avvocato Fabio Crea, ribadisce a chiare note: posso solo dire che le prove oggettive, evidentemente condivise dalla procura, dimostrano esattamente chi ha impugnato il coltello. Insomma, si annuncia una battaglia tra le difese non solo sul possesso dell'arma, ma sulla responsabilità materiale dell'assassinio del ventenne di Trebaseleghe.